Unico comune denominatore di questo Capodanno 2016 ad Agrigento è stata la musica. Generi trasversali hanno infiammato il palcoscenico posto per l'occasione dinanzi l'ingresso di Palazzo dei Giganti, trasformando la piazza Municipio in un luogo di incontro e sano divertimento fortemente voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco Lillo Firetto. Hanno cominciato i Beat 9, gruppo composto da giovani talenti nordafricani che, cantando musiche tipiche del loro sound, hanno atteso lo scoccare della mezzanotte con il tipico countdown. Successivamente è stata la volta del nostro collega Cristian Lozzito, conduttore della serata, ma anche cantante. Ha eseguito brani del repertorio classico della musica italiana, facendo un omaggio a Lucio Dallo con la celebre L'anno che verrà, e a Lucio Battisti con un'avventura, proponendo alcuni suoi nuovi brani, tra questi l'immancabile Segui il tuo cuore, brano con cui partecipò al Festival della canzone italiana a Sanremo. A seguire è stata la volta dell'agrigentina Loredana Errore, nota al grande pubblico per la sua fortunata partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, che tanta popolarità le ha conferito. Ha interpretato i suoi brani più conosciuti e amati, come Diva, La pioggia delle stelle, l'immancabile Ragazza occhi cielo. Inoltre ha dato vita a caratteristiche interpretazioni in dialetto siciliano, con tanto di tamburello tradizionale. Per continuare, il conduttore della serata, Cristian Lozzito, ha introdotto l'ospite d'onore della serata, ovvero Platinetta, al secolo Mauro Coluzzi, che in uno spettacolo musicale dal sapore tipicamente internazionale ha coinvolto ed entusiasmato il numeroso pubblico presente. A conclusione dello spettacolo di Platinette, che è stata accompagnata sul palco dalla Salvo Vinci Band, spazio alla musica dance, al DJ Marco Catalano, che ha fatto ballare la piazza con le hit dance del momento sino alle 5. Una kermesse che ha accontentato tutti i gusti nel solco della valorizzazione dei talenti nostrani e della buona musica. Ma questo è il pantalone che indossavo a Sanremo, sono venute via 2 fette, 2 prosciutti, quindi non mi far mangiare delle altre cose, Ciao, poi non sei il mio Pippo, quindi ciao. Scherzo. Intanto, per festeggiare l'inizio del nuovo anno, l'amministrazione comunale ha organizzato il Gran Concerto, uno spettacolo in 2 parti che si terrà domenica 3 gennaio a partire dalle ore 18 al Teatro Pirandello con ingresso libero. La prima parte sarà dedicata al gran galà lirico con i soprani Machi Nomoto, Federica Faldetta e il basso baritono Salvatore Salvaggio, con il pianista accompagnatore maestro Salvatore Scinaldi. In programma le arie tratte da opere di Rossini e Puccini.